Allora, Marco Micheli, adesso arrivano anche a lei le noci pesanti. Avevo accennato al discorso del personale, che un po' in generale si cerca di formarlo, di fare, però diciamo che l'ambito e il settore, come anche altri, perché abbiamo parlato con altri presidenti di categoria, ieri si parlava con il presidente di ANCE, costruttori, e il settore edile non è di appeal per i giovani, si parlava del Confartigianato e l'artigianato, e insomma, bisogna capire ancora che cosa è di appeal o non è di appeal. Non è che a questo punto il mondo del lavoro, del lavoro turistico che lei rappresenta, che fino a qualche tempo fa era veramente attrattivo, perché è comunque aperto agli altri, dà delle grandi opportunità di conoscenza, di sviluppo, di crescita, certo gli orari, certo i giorni, certo, però insomma con dell'adattabilità può dare delle prospettive. Adesso non lo è più, anche per una questione di remunerazione e quindi di quel che si guadagna brutalmente rispetto a quel che si sacrifica? Beh, innanzitutto mi lasci rivolgere un pensiero alle popolazioni del Veneto orientale, so anche di Vicenza, di Sottomarina e del Friuli, del vicino Friuli, per la tempesta, chiamiamola così, di questa notte. Io ho attraversato, per venire qui, ho attraversato una Portogruaro che, esagerando un po', ma sembrava bombardata, per capirsi, rami, alberi, eccetera. È stata una brutta notte, tutta la mia solidarietà va, e il mio ringraziamento soprattutto a Vigili del Fuoco, alla straordinaria organizzazione della Protezione Civile del Veneto, di volontariato, nel quale, me lo lasci dire da Veneto orgoglioso, non abbiamo rivali al mondo, ecco. Quindi grazie a tutti questi operatori che stanno tuttora lavorando per ridurre in pristino i danni. E speriamo che non ce ne siano altre di perturbazioni così, perché devastano sia il settore degli immobili, quindi, ma anche l'agricoltura in modo pesantissimo. Questa notte è stata veramente, io l'ho passata in piedi a casa perché era sostanzialmente impossibile dormire con le raffiche che arrivavano di grandine, eccetera. Detto questo, non mi sottraggo alla domanda. Comunque i lidi si sono salvati, a parte Sottomarina, della quale ho poche notizie, sinceramente so solo che è successo, perché sono dovuto venire qui. Adesso appena finisce la trasmissione chiamo subito Sottomarina per sapere com'è la situazione, però ho notizie certe, Bianecaule e Jesolo sono andate indenni. È andato a macchie. Come è successo l'ultima volta. Le faccio l'esempio della mia Portogruaro, il centro storico di Portogruaro, diciamo allargato, le costruzioni fino agli anni 70, ecco lì è venuto l'ira di Dio. Appena uscito da questo, quello che a Roma sarebbe l'anella circonvallazione, improvvisamente non c'è più una foglia per terra, non c'è più un ramo spezzato, non c'è più niente. La Tisana è stata colpita anche peggio, che mi risulti a mezzogiorno mezza la Tisana ancora non aveva corrente, ecco, e quindi sì, così è abbastanza serio. Assolutamente. Detto questo, torniamo al nostro argomento. Allora, l'argomento personale. Io l'ho buttato brutalmente, questione di remunerazione. Ha fatto benissimo. Io me la potrei cavare con una battuta: se i ragazzi di oggi pensano tutti da grandi di fare gli influencer, andiamo poco lontano. Questa è la battuta un po' brusca, se vogliamo. I ragazzi di oggi non sono diversi dai ragazzi di 50 anni fa, capiamoci, hanno determinate esigenze, hanno delle rivendicazioni forse maggiori di quelle che aveva la mia generazione, ma io ricordo che quando ero ragazzino io, come lavoravo io a 14-15 anni in albergo, di famiglia chiaramente, quindi sì, non c'era sfruttamento di lavoro minorile, intendo dire. I ragazzi, per esempio, delle scuole alberghiere di 16 anni venivano a lavorare negli alberghi. Ho memoria di amici, figli di notai, voglio dire, figli di industriali che venivano a farsi orgogliosamente la stagione per comprarsi orgogliosamente il motorino da soli senza dover chiedere i soldi al papà, e quindi è una forma di educazione che adesso si è andata un po' perdendo, e con questo accuso la mia generazione per prima e le generazioni che sono succedute alla mia di carenze nella educazione dei figli. Sulla scuola stendiamo un velo pietoso, perché altrimenti sparo a palle incatenate. E la scuola che ho conosciuto io era una scuola nella quale la maestra entrava in classe, tutti si alzavano in piedi, signora maestra, buongiorno. La scuola di adesso è una scuola nella quale il ragazzino sta là sbraccato con la chewing in bocca, ciao maestra. Ecco, non può funzionare, non può un paese funzionare in questo modo. Detto questo, la PIL che hanno, allora, retribuzione,
andiamo sul concreto. L'accusa che viene portata al mondo del turismo è quella degli orari di lavoro, i sabati e le domeniche lavorative, la stagionalità e le retribuzioni. Non voglio fare difese d'ufficio, è ovvio che lavorare il sabato e la domenica non è piacevole per nessuno, però quando tu poi vai al ristorante il sabato e la domenica, tu che finisci di lavorare venerdì, pretendi di trovare un cameriere che ti serve il sabato e la domenica. Gli alberghi sono aperti H24, lo sono gli alberghi stagionali come gli alberghi annuali, e non è colpa mia se io do lavoro 4 mesi l'anno, vorrei darlo 6, vorrei darlo 8, vorrei darlo 12. E c'è la difficoltà a trovare un lavoro che compensi i periodi di chiusura, per riuscire ad avere un reddito complessivo? C'è una grossa difficoltà perché lo sbilanciamento, allora, sempre 40-50 anni fa c'era un travaso naturale, c'erano i professionisti dell'hotellerie, quindi il cameriere veniva, faceva 4 mesi di lavoro da me, poi si faceva un bel mese meritato di vacanze, dopo passava in montagna, si faceva la stagione invernale in montagna e ritornava l'estate successiva. Adesso la sproporzione fra l'offerta del mare e quella della montagna è tale che se tutti i dipendenti della montagna dovessero venire a lavorare al mare non riescono a soddisfare gli alberghi di una singola località. Allora, questa è una cosa, ma il tema di fondo è proprio la disaffezione verso questo ruolo formativo, secondo me, che ha la stagione. Spiego meglio. I ragazzi oggi li educhiamo in un modo che io assolutamente non condivido, per cui non è tanto il tutto è concesso il coso, ma li tiriamo su con l'idea che domani sarà sempre meglio di ieri, che dopodomani sarà ancora meglio di domani, eccetera. Io sono stato educato come si educava una volta, a dire attento bambino, perché dalla sera alla mattina la famiglia può andare in rovina, il paese può andare in rovina, può arrivare una guerra. Allora, per carità, gli psicologi insorgono, ma gli creiamo i complessi, sarà positivo creare anche qualche complessino a qualcuno che incomincia a pensare che la Befana non è tutto l'anno. Detto questo, ci sono dei ragazzi splendidi che vengono a lavorare, che lavorano con passione, qualificandosi anche professionalmente, che ci vengono anche volentieri. Molti altri preferiscono rimanere a casa perché hanno le loro vacanze. Io qui non voglio battere, perché dopo sarebbe troppo facile fare gli esempi di quello che da me è venuto il 5 di agosto, assunto a giugno, e fa settimana prossima vado via perché ho 15 giorni di vacanze a Ibiza. Dico, ma tu hai un contratto di lavoro firmato, Benedetto? Ecco, cose di questo genere. Ne cito una, ma potrei farla una casistica lunga 20 anni, come potrei fare la casistica di qualche mio collega non proprio correttissimo nei rapporti col personale, quindi colpa al cerchio, colpa alla bocca. Infatti devo dire anche questo, perché c'è da un lato questo che lei sta dicendo, quindi un cambio di generazione senza dubbio, poi chi lavorava nel settore col Covid si è dovuto riciclare e ha scoperto che nel riciclo, tra virgolette, tutto sommato non ci stava così male. Dall'altro però ci sono dei comportamenti legati a cose ancestrali che non vanno più bene. La gente va in vacanza perché è l'unica spesa voluttuaria che sostiene dopo il Covid, ma poi finiti i soldi che fa? Andrà ancora in vacanza? È quello che un po' ho allungato al Presidente Schiavon, questo timore qui, dopo lo affrontiamo insieme, chiuso questo capitoletto qua, cioè nel senso che ci sono ancora imprenditori di generazione, un po' più anziani, che ma non solo credo nel settore turistico, che quello è facile anche dirlo, insomma, hanno un modus di comportarsi legato che poteva andare bene per una generazione perché era abituata anche coi propri genitori che ci si relazionava in un certo modo, e i giovani attualmente, non avendo avuto rimproveri, una certa rigidità, non li accettano più. E quindi bisognerebbe che anche l'imprenditore cambiasse modo di raffrontarsi. Altro messaggio: i prezzi elevati per fare vacanza sono pura speculazione. Fino all'anno scorso hotel a Milano pagavo 80 euro, stesso hotel oggi non lo trovo a meno di 130 euro e l'energia costa. 130 e anche di più, perché ho visto anche cose superiori, 4 stelle sono andati alle stelle. Prego, dopo rispondo anche ai messaggi. Ok, no, risponderei direttamente ai messaggi. Va bene, rispondo prima ai messaggi. Purtroppo si è creato, il purtroppo sorge dal cuore di un vecchio come me. Una volta gli alberghi avevano i listini prezzi, prevedevano le stagionalità, quello era il prezzo e quello pagavi.
L'introduzione di tutti i portali Booking, quelli che tutti quanti voi adorate, perché sono comodi effettivamente, devo andare in un posto, vedo gli alberghi, vedo le classifiche, vedo questo, vedo quello. Cosa hanno ingenerato? Hanno ingenerato il cosiddetto fenomeno del pricing, quindi più domanda c'è, più si alzano i prezzi. Le faccio un esempio: quando ero ragazzino io, a Vicenza il prezzo di una camera d'albergo poteva essere 5.000 lire, arrivava a 7.500, 8.000 sotto i 3 giorni della Fiera dell'Oro. Però i 3 giorni della Fiera dell'Oro all'epoca riempivano gli alberghi quasi fino a Bologna, per capirsi. Adesso lei a Milano, quando c'è Milano Vende Moda, piuttosto che il Salone del Mobile, passa veramente dagli 80, no, ai 140, ai 400 euro. D'altra parte, se con questi algoritmi delle piattaforme si trova riscontro e si prenotano le camere, perché dovrei venderle a 120 quando posso venderle a 400? Quindi siccome c'è mercato, tanto vale. Esatto. Ma se queste stanze restano vuote, perché non le vendi e non raggiungi break even? Perché leggevo per esempio in Spagna che molti hotel di categoria 4-5 stelle non riescono a raggiungere il famoso 60%, se non sbaglio, di occupazione, no? E se non arrivano a questo, conviene ancora tirare tanto sui prezzi? Tanto il personale ce l'hai ormai. Ma guardi, il pricing prevede: se ho tanta domanda alzo i prezzi, se ho poca domanda abbasso i prezzi. Ora qui mi lasci fare una considerazione anche in ordine a quello che ha detto Schiavone prima. Il tema è che se io non ho soldi, è inutile che lei mi proponga a 100 euro una cosa che ne vale 300, non ho i 100 euro per pagarla. Allora il limite deve esistere, a mio modo di vedere, un limite verso l'alto, dettato dalla decenza, perché io non posso pagare 1.500 euro una camera che normalmente viaggia a 80, perché evidentemente se il suo prezzo è 80 la sua qualità è 80. Ma non posso neanche pagare 25 euro, mezza pensione compresa, in un 4 stelle, fronte mare, meraviglioso e bellissimo, solo perché in quel momento c'è il calo della domanda. Allora col buon vecchio sano buon senso, perché poi le regole dell'economia non le ho scritte io e le rispetto, ma col vecchio buon senso, quello che una volta si diceva del padre di famiglia piuttosto che della massaia, ripeto, se io uscissi domani mattina a 20 euro e la gente non ha neanche quei 20 euro, non lo riempio l'albergo. E allora tanto vale che lo riempia a metà, a 80, che almeno faccio pari. Questo è il concetto. Ed è un affinamento che questi sistemi elettronici favolosi, tutto quello che vuole, non voglio parlarne male, ma piano piano dovranno affinare in modo migliore di quanto riescano a fare oggi. Ripeto, ci deve essere un buon senso sul tetto massimo e un buon senso sull'eccesso di ribasso. Su questo assolutamente. Torniamo un po' su questi temi, vediamo anche poi l'andamento in generale anche per quel che riguarda gli altri settori oltre che quello di ricettività alberghiera dopo la pubblicità, tra poco.